Secondo pronti, accompagnato dall'uomo al plotone degli dei. Valido il segnale, l'errore di Plutone degli Dei, che evidentemente non gradisce questo tipo di partenza. Padre padrone par in vantaggio al suo interno, ha provato al largo Pom Pom Girl, che poi si accoda in terza posizione Pablo Grip, e così fila indiana entrando di fronte con all'avanguardia Padre padrone par. Padre padrone par in vantaggio, in seconda posizione rimane il numero 4 Pom Pom Girl, in terza sempre il numero 7 Pablo Grip, poi prova a migliorare all'esterno il numero 6 Platone GSO, 31 netti gli ultimi 400 metri, 37,2 i 4,60. Continua a progredire Platone GSO, potrebbe trovare l'anticipo di Pablo Grip, ancora lungo la corda Pilgrim con alato Pontida in coda, Parisian Bar. Così al completamento della curva con Padre padrone par sempre avanti a Pom Pom Girl, in terza posizione Pablo Grip, quarto in fuori Platone GSO, poi per linee interne Pilgrim, avanti a Pontida e Parisian Bar. Davanti alle tribune risale ulteriormente Platone GSO, 31,6 il secondo quarto, Padre padrone par in vantaggio avanti a Platone GSO, che è il suo esterno e nella cui scia si è posta Pontida, a sua volta seguita da Parisien Bar, i tre dunque all'esterno, mentre Padre padrone par continua all'avanguardia, 800 metri al traguardo, 32 per questa frazione. Padre padrone par continua avanti a Platone GSO, che ha all'interno Pom Pom Girl, quarta all'esterno Pontida, quinto di dentro Pilgrim, poi Parisian Bar. L'errore di Padre padrone par, si estromette il leader, Pom Pom Girl battistrada, l'errore di Platone GSO. Pom Pom Girl in vantaggio avanti a Pontida e Pablo Grip, poi Parisian Bar avanti a Pilgrim, 29,4 per la frazione, con Pom Pom Girl avanti a Pontida, completamento della piegata. Pom Pom Girl precede Pontida, tanto ha sbagliato Parisian Bar. Pom Pom Girl, Pablo Grip, Pontida, Pilgrim nell'ordine, continua all'avanguardia Pom Pom Girl in seconda posizione, scatta Pilgrim, Pom Pom Girl, Pilgrim, Pablo Grip, Pontida. Parisian Bar nell'ordine, 29,8 il quarto conclusivo, 2,38,2 il tempo totale, media al chilometro della vincitrice, 1,16,8 per la guida di Andrea Farolfi. Pom Pom Girl, totalizzatore interessante, 41,77, praticamente era la meno giocata.